Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, si avvantaggiano Creed Matley Numero all'esterno, 3, Capriccio Corigliano FB. Pell, squalificato. Sbagliato invece Coriolano Pell, sfila in breve Capriccio FB nei confronti di Creed Matley, rimane all'esterno Catone Riscio. E se ne vanno i primi 200 metri di gara con il favorito Capriccio FB leader nei confronti di Creed Matley, terza posizione lungo la corda per Capitano Sun, si è accodato in quarta Catone Riscio che precede i due penalizzati nell'ordine Cupido GSO e Commander Crow. Tanto primo quarto di gara in 31 e dopo 600 metri situazione statica in fila indiana il sestetto con leader Capriccio FB nei confronti di Creed Matley, poi terza posizione alla corda per Capitano Sun, ancora Catone Riscio 800, intanto in 1-2-6. Non cambia nulla tatticamente nemmeno dopo 900 metri di gara, poi avanza all'esterno gradualmente Catone Riscio che avvicina il battistrada all'altezza del chilometro, percorso in 1:18,5. Catone Riscio all'esterno di Creed Matley, lungo la corda invece Capitano Sun, poi più indietro c'è il tentativo di recupero di Cupido GSO che va direttamente in schiena a Catone Riscio quando manca un giro alla conclusione, sposta all'esterno anche Commander Crow. Cavalli che affrontano la penultima piegata, sempre condotti da Capriccio FB, leader su Creed Matley che ha all'esterno Catone Riscio, poi Capitano Sun, ancora Cupido GSO, Commander Crow, 600 scarsi al traguardo con il leader che si mantiene in netta evidenza ora a 500 dalla conclusione. Lungo la corda cerca di rinvenire Creed Matley su Catone Riscio, 400 al palo ora il parziale in 14,5, fa 29,1 per l'ultimo quarto di gara. Si affronta così la curva finale con Capriccio FB in netta Numero evidenza. 6, La rottura intanto Cupido di GSO, Cupido squalificato. GSO entra nettamente in testa, addirittura Capriccio FB che nel finale controlla la situazione e vince agevolmente. Il secondo posto è per Creed Matley che controlla tutti i tentativi interni di Catone Riscio, al quarto è Commander Crow, 1:16,3 sul doppio chilometro. E bel primo piano per Capriccio FB che praticamente non ha mai problemi sul percorso una volta al comando. Si è mantenuto in evidenza fin sul traguardo, staccando nel finale per chiudere nei confronti di Creed Matley, mentre al terzo posto finisce Catone Riscio. Vince Enrico Bellei con il favorito Capriccio FB. Training e colori di Mario Natinchi.